Questa iniqua riforma sanitaria purtroppo ha, con la recente delibera del 7 novembre della Giunta regionale, deciso che, come ormai si sapeva da tempo, questa fondamentale struttura del territorio dovrebbe diventare soltanto un poliambulatorio e un cronicario. Noi naturalmente non ci assoggettiamo a questo diktat e in effetti stiamo preparando anche qualche iniziativa per contrastarla. L'ultima assemblea che abbiamo tenuto a Gemona il 10 novembre, partecipatissima, e vediamo in questo momento scorrere le immagini, c'erano presenti in sala più di 450 persone e soprattutto uomini politici di entrambi gli schieramenti, sia regionali che nazionali, hanno dimostrato chiaramente l'utilità e la necessità che questa struttura rimanga sul territorio nelle funzioni attuali, appunto a servizio della gente del gemonese, ma soprattutto della montagna e della pedemontagna. Abbiamo sentito parole forti da parte di alcuni rappresentanti durante questa riunione. Parole forti sono arrivate dal sindaco di Gemona che abbiamo appena visto, Urbani, ma anche dal sindaco di Cividale, Balloc, un po' correlandosi anche alle dichiarazioni del consigliere regionale Agnola, che ha detto che la riforma è in qualche modo ancora da fare, da mettere in atto. Queste sono cose che si dicono nei convegni quando non si ha null'altro da dire. La realtà nuda e cruda è che a nord di Udine, come abbiamo dimostrato con il Volantino recentemente, rimane solo l'ospedale di Tolmezzo, mentre da Udine alla costa o da Udine a sud ne rimangono ben 15 strutture, perché c'è anche quello di Aviano. Quindi l'iniquità di questa riforma è palese e non serve commentare. La realtà purtroppo è che la politica, come al solito, ha fatto e soprattutto ha disfatto. Solo codici bianchi e verdi si potrà insomma seguire nel vostro ospedale? Esatto, la cosa più peggiore di questa riforma è che nei 3 ospedali di montagna, cioè Maniago, Gemona e Cividale, quelli che servono perlomeno anche la parte montana, viene soppresso il pronto soccorso, sostituito da un punto di primo intervento dove ci sarà un medico di medicina generale, quello che si chiamano normalmente i medici di base, che potrà intervenire nei codici bianchi e verdi, ovvero siano le cose più banali, mentre chi avrà un codice giallo o un codice rosso verrà caricato in ambulanza e portato nell'ospedale più vicino, ovvero sia Tolmezzo, Gemona o San Daniele. Ma noi sappiamo benissimo che in caso di ictus, infarto, edemi polmonari o quant'altro, contano i minuti, non le ore. Quindi il tempo della presa in consegna del paziente e il suo trasporto in un ospedale attrezzato potrebbe anche essere fatale. Dove andranno i residenti di Gemona e cittadini? Diceva un grande carnico, l'acqua scende sempre verso valle. Se qualcuno ha fatto 4 conti pensando di spartirsi i numeri del gemonese e della pedemontana, molto probabilmente rimarrà deluso. Una cosa molto importante sarebbe stato invece blindare l'Alto Friuli, perché oggi come oggi c'erano 2 strutture che funzionavano egregiamente in sinergia, pur con qualche ombra naturalmente come tutte le cose, mentre invece così c'è il rischio che la nostra popolazione scenda verso valle, verso la pianura, facendo mancare all'ultimo ospedale di montagna i numeri essenziali. E sa che ormai anche la giustizia si sposta verso Udine con la figura del tribunale di Tolmezzo, ormai la montagna si sente depauperata. Per fortuna che abbiamo una Presidente della Giunta regionale che anche la delega alla montagna chiude gli ospedali, non interviene sul problema del tribunale più di tanto, o perlomeno non certamente in maniera incisiva, ma si sa purtroppo la montagna conta poco, è politicamente scarsa, mal rappresentata soprattutto, e poi alla fine sono i numeri che contano. La pianura fa la voce grossa e porta via tutto quello che c'è in montagna, così può portare via. Si è risvegliata anche la VAS sul recente incontro tra sindaco di Lignano Fanotto, sindaco di Latisana Benigni e sindaco di Palazzolo Bordin per cittadina. Esatto, anche la Bassa Friulana si rende conto che questa riforma è praticamente riferita quasi esclusivamente ai 3 ospedali dei capoluoghi di provincia e dei territori che sono amici, diciamo così, della maggioranza regionale. Questo ormai è talmente palese, talmente chiaro che non serve neanche commentare. Si passa sulla pelle della gente per interessi di natura partitica o territoriale, proprio la bassa cucina della politica che speravamo di non vedere mai. E adesso cosa farete? Niente, ci attrezziamo per alcune iniziative che non posso annunciare in questa sede perché sono ancora in fieri, però sentirete ancora parlare di noi. Un messaggio però lo mando alla Giunta regionale e alla sua maggioranza. Loro hanno vinto una battaglia, però con la forza della ragione noi vinceremo la guerra. E terremo monitorata la situazione. Grazie.
grazie Claudio Polano. E noi proseguiamo, resti per un attimo con noi, proseguiamo cambiando argomento parlando di un quiz online per premiare i navigatori più veloci e affezionati con buoni d'acquisto da spendere in libreria. L'iniziativa parte dall'Informa Giovani del Comune di Udine